Sì, questo progetto l'abbiamo ideato ultimamente dando una forma un po' più complessa, coinvolgendo altre cooperative del territorio e tutte le cantine per il momento della zona da Valdobbiadene a Conegliano. Ci siamo orientati verso il comune di Vidor e di Valdobbiadene, giusto per cominciare, per vedere che tipo di approccio. È un progetto che contrariamente alle solite richieste di contributi che eravamo forse abituati quando abbiamo ideato Casa Maria dell'Aide, l'abbiamo costruita e l'abbiamo portata a compimento e anche sotto forma del pagamento, abbiamo voluto dare una svolta alla nostra richiesta. Anziché chiedere il solito contributo per finanziare i laboratori, avevamo pensato di coinvolgere le realtà produttive, specie nel nostro comparto, le cantine, per offrire la produzione e il lavoro dei nostri ragazzi di centri diurni e per produrre delle confezioni da utilizzare nella vendita delle bottiglie durante il mercato che ogni cantina sviluppa durante l'anno. Chi volete ringraziare? Vogliamo ringraziare innanzitutto le nostre 4 cooperative in ordine: Vite Lavoro con il direttore Patrizio, Angelo Cremasco della cooperativa La Sorgente e Evi per la cooperativa Ali e la cooperativa La Rete di Vidor. Finalmente questa serata siamo riusciti a farla nonostante tutte le restrizioni e ci auguriamo che fino da ora in poi ci saranno tante altre cantine che aderiranno a questo progetto. Siamo con il dottor Natalino Filippin, responsabile della disabilità dell'ULSS 2. Che cosa ne pensa di questa iniziativa? È una bellissima iniziativa perché mette insieme il lato economico e il lato della coesione sociale, dell'inclusione sociale per tenere unite le nostre comunità. E l'importanza di queste associazioni per il territorio e per l'ULSS? Sono il tessuto delle nostre comunità, sono associazioni che lavorano da tantissimo tempo dentro il territorio e hanno una storia, creano cultura e creano inserimento per persone fragili. Ma questa è un'iniziativa di assoluto valore. Molte volte parliamo di solidarietà, credo che sia un fatto concreto, testimonia l'impegno da parte delle associazioni di volontariato del territorio del Conegliano Valdobbiadene e anche la sensibilità di molte cantine verso questo problema. Sono convinto che con l'azione delle amministrazioni comunali, del consorzio e di queste associazioni di volontariato si possa diffondere sempre di più nella nostra comunità una cultura verso l'attenzione al prossimo che è fondamentale della comunità stessa e proprio del senso civico che ci deve appartenere.